No, I'm not a writer. Ecco sì, buongiorno Italia, no, buongiorno un cazzo proprio oggi, no, veramente. Allora, se non altro le ferie che non ho mai fatto, me le sto facendo tra ospedali e visite pronti soccorsi, porca di quella troia. Va bene, dai, adesso andiamo al pronto soccorso. Cosa succede? L'operazione per togliere la zecca me l'hanno messa tipo tra 6 mesi, 7. E allora io ho detto al medico, facciamo una roba intelligente. Facciamo il test antiborrelia, dopodiché provo delle pomate che mi hanno consigliato delle amiche che hanno pecore, stanno in montagna, eccetera. Se le pomate non dovessero funzionare, cambiamo la priorità all'operazione. E quindi adesso vediamo, insomma, dai. Intanto qua vedi ho quasi finito di grattare tutto quanto, vedi che è tutto alluminio, dopo vabbè più sotto non puoi andare perché è tipo le piccole montagnoline, no? Hai capito? Dopodiché ci ho dato lo stucco che adesso quando è bene asciutto poi gratto via e la schiuma, quella specie di schiuma poliuretanica per riempire tutti gli spazi e far meno vibrazioni e dopo ovviamente gratto via tutto il superfluo, se no è brutto da vedere. Aspettiamo 2-3 ore, praticamente adesso da un'ora e stiamo aspettando l'infermiere invisibile. Bello che sto cercando il percorso 4, 3, 5, cioè tutti tranne 4. Ok, 4 dice di qua, trovato. Certo che la cortesia e la professionalità di chi lavora qua all'ospedale di San Donato, da bestemare. Germano Mosconi proprio. Sai che mi ero perso in un labirinto. Comunque no, vedi, ho fatto tempo a polchidare dietro a parlare male, che la sciureda dall'urologia è simpaticissima. C'erano anche 2 singani all'entrata e mi fa concorrenza. Vabbè, adesso bisogna andare al CUP giù a pagare la visita, no? Da quelli antipatici come la cacca. Vabbè, per fine l'ascensore se lento come non so cosa. E andiamo per le scale, no? Capito? Finché ho le gambe, che figo! Cioè, tipo i cosi di Counter Strike. Che poi hai capito la genialata, no? Ti fanno fare 1000 visite in 1000 posti diversi, così dopo ogni posto sono 30, 40, 50 euro. Mamma mia che giri infiniti, ragazzo. Sai perché raccomandano la salute? Non tanto per star bene, ma per evitare sta roba qua. Porca troia. San Donato di Piave. Qualche ricordo di infanzia, perché da ste parti ci abitava la mia bisnonna, no? Che storie. Che vedi poi tutta quella schiuma, quella specie di schiuma poliuretanica, gliel'ho passata anche tutta sopra, vedi? No, forse non vedi perché è distantino, vedi che c'è quella cosa turchese, celestina, no? E perché il mio camper era stato sigillato circa un anno fa, però con questo ho voluto andarci sopra la sigillatura in modo da dare comunque un ulteriore strato di impermeabilità, perché dopo sai che con caldo e freddo anche la sigillatura fa i buchetti, le crepette e quindi l'acqua entra lo stesso, no? E quindi una doppia sigillatura, tanto ne ho avanzata comunque, costava poco, ne ho preso 4 bombolette, una bastava e avanzava per far tutto, vabbè dai, che te devo dire, meglio abbondante che poco, no? 2,5 litri per far tutto il camper, mi hanno detto che è molto coprente, però c'ho le tartarughe ninja da lavare, sono tutte impolverate. Bene, allora, lunedì 25 giugno, ok, sì, chissà, forse quest'inverno riuscirei a vedere questo video, no dai, devo mettermi prima o dopo. Allora, oggi ho ricevuto la fattura da parte di quell'azienda che mi aveva venduto online il frigo, così gliel'ho girata ai tecnici della Dometic che a loro volta adesso spediscono la scheda alla Dometic, no? Mi dicevano che c'era condensa nella scheda, ma beh, tieni conto che questo è dove c'era la scheda, no? Il retro che è aperto, e questo è diciamo l'interno del frigo, cioè ovvio che passerà anche umidità dietro di qua, voglio dire, cioè anche loro devono fare le schede un po' più isolate,
Adesso gli metterò tipo, sai, quelle palline di essiccatori che trovi dentro certi materiali informatici, tipo certe schede per il computer o gli hard disk. Devo trovarne e gli metterò lì dentro, cosa vuoi che ti dica? E che altro posso fare? Beh sì, oggi ho montato un po' di video, però cioè, va la te, a volte è il destino. Praticamente adesso devo iniziare a montare i video dove io e CP siamo andati in Slovenia a vedere quelle grotte bellissime, indescrivibili. Praticamente cosa succede? Ti avevano fatto una filippica all'entrata 50.000 volte perché non si poteva riprendere né fare le foto, diceva attenzione, guardate che siete controllati e tutto quanto. E io che ho affinato un attimo l'arte della nonchalance con la GoPro, che è piccolina, l'avevo anche mimetizzata col suo cappuccio nero e tutto quanto, e sono riuscito a fare dei video, ho fatto un casino di video e cosa succede? Li ho persi tutti. Se vuoi anche i dettagli di perché io ho perso i video, sì vabbè, perché sono scemo, ok, però se si vuole precisare il motivo della scemitudine è il fatto che la GoPro numera i video, cioè tu inizi oggi, ti fa video 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Arrivi poi al pomeriggio, dici ma scarico i video, li scarico nel computer, no? Così sto sicuro che ho tutto lo spazio libero per fare tutte le prove e i video che voglio, no? Ok, te li scarichi nel computer. Poi è buona abitudine, e chi ha la GoPro lo sa, formattare la schedina, cioè formattarla dalla GoPro dopo aver scaricato i file. Cosa succede? Quando la formatti rimandi la numerazione da zero, quindi per cui tu nella stessa giornata continui a memorizzare i video, però non continui da dove eri arrivato, tipo eri al 50, 51, 52, 53, no! 1, 2, 3, 4, cosa succede? Riscarichi la seconda volta e il computer ti dice c'è già comunque un file con questo nome, vuoi sovrascrivere? E io sì. E così ho perso tutti i video di quella grotta, veramente indescrivibile. Io credo sì che ci tornerò, magari anche con l'Alessia o con i zingari, perché è una grotta che merita veramente. E poi comunque anche il parcheggio era molto comodo per dormirsi lì col camper, c'era l'acqua e tutto quanto, quindi vai, insomma, mi dispiace anche raccontartele così a queste robe perché le immagini, no, dicono tutt'altro. Boh, dai che vorrei andare a lavorare. Cioè niente da fare, cioè proprio i video iniziano da quando andiamo via, guarda l'uscita, e questa era l'uscita, però giustamente l'uscita non c'entra più nulla, cioè le grotte erano interne ed erano di una maestosità pazzesca. Vabbè, porca quella miseriaccia. Sì, fisso che è il percorso duro. Ma sì, un altro caffettino, ci sta. Anche perché, ragazzo, perché sono sempre multitasking, cioè non nel senso che ho tante tasche, ma nel senso che, cioè sì, ho anche tante tasche nello zaino, però nel senso che faccio tante cose contemporaneamente, no? E niente, situazione attuale appunto, mi ha contattato l'avvocato, no? Per quanto riguardava il lavoro vecchio, dovrei ricevere tra pochi mesi il TFR, gli stipendi vecchi del lavoro vecchio, quindi sì, una bella botta di soldini insomma per me, però devo stare attento perché sai che mi ero impuntato col discorso del camper nuovo, no? Camper nuovo, un camper come dico io, cioè senza i pannelli in legno, un camper bello grande, accessoriato e tutto, sei sui 60.000, magari è la botta di culo di trovarlo usato, sei sui 50.000, ma sono soldini, che significa che, chiaro che il camper lo si prenderà tra un tot di anni, no? Però ho visto che la mia vita stava prendendo veramente una brutta piega, stavamo tornando indietro agli antipodi di questa avventura, no? Cioè alla fine è iniziata per cosa? Perché mi sono rotto un po' il cazzo del sistema, di tutto quanto. E ti dici, ma come Yuri, spiega? Te spiego, praticamente io in testa avevo l'obiettivo, no? Di prendere il camper nuovo, quindi avevo una meta da raggiungere già difficile e lontana di tot soldi, no? Io adesso ovviamente ne ho tipo un bel po' meno, ma cosa succede? Nascono poi gli piccoli o grandi imprevisti, tipo adesso le visite mi sto facendo alla zecca piuttosto che altre cosette, e sono soldi, cioè centinaia di euro, e quei centinaia di euro, cioè già tu sei con la mente, no?
che si immagina un salto molto grande e difficile da fare, in più ti trovi questa cosa che ti prende e ti tira giù, no? Cioè ti allontana da quel traguardo che tu con tutte le tue forze stai cercando pian piano di raggiungere, e questo è molto stressante, no? È un po' l'ansia che si vive tutti i giorni nell'andare avanti, nel pagare le bollette, tutto quanto, no? E quindi ho detto gran calma, non rinuncio al camper nuovo, assolutamente, amo il mio camper, però è chiaro che dopo, insomma, per un futuro, quando non sarò proprio più giovanissimo, visto che comunque continua per me a essere la soluzione vivere in camper, no? Dicevo, questo camper, insomma, bello tutto quello che vuoi, molto wild, ma magari può essere non molto isolato d'estate, d'inverno, dopo la stufa che non funziona quando c'è il vento, c'è troppo freddo. Adesso è bellissimo, però in un futuro sarà una rottura di scatole. Allora, onde evitare che io adesso riprendo e ritorno in una casa, mi programmo già di stare in un'altra casetta mobile, no? Un signorino camper. Però questo non più utilizzando il presupposto di riuscire a farsela in 5 anni, ma in chi se ne frega. Cioè, io sì, continuo a risparmiare, ma non mi vieto nulla e neanche non sto a svagarmi i coglioni se succede qualcosa. Cioè, tipo, non so, salta la frizione, salta la frizione, salta qualcosa, non è che vado in depressione, oppure che cazzo mi allontano ancora di più dal tempo prestabilito. No, non ci vuole meno prestabilità nella vita. Bisogna lasciare un po' scorrere, un po' avere comunque degli obiettivi. Io dico sempre l'equilibrio. Io anche per questo motivo, diciamo che si vivo in camper, ma continuo a lavorare e tutto quanto, perché io cerco il mio equilibrio, non voglio fare il mantenuto, andare avanti ad aria, energie praniche, no, assolutamente. Io voglio comunque soddisfare i miei vizi, avere i miei lussi, e questo è stato il mio equilibrio. E anche nel discorso risparmio per il camper nuovo ci deve essere dell'equilibrio. Ciao, anche là. Vuoi che mi salto tutti i viaggetti fine settimana che vado in giro col camper? Allora la vita che senso ha? Capisci dove è il bello allora di stare in camper? Quindi sì, non farsi mancare niente, però neanche buttarli via. Fare qualche piccolo sacrificio, nel senso che io adesso volevo montare il Webasto, però no, non vale la pena spendere tutti quei soldi per poi un camper che dovrò rivendere. E adesso vedo, io l'ho ritirato tutto nuovo, c'erano delle pareti rimaste infiltrate, le ho ritirate con questa schiuma che adesso sono diventate belle solide, però è sempre comunque un camper che, per quanto è risigillato e tutto, è un camper con le pareti in legno, andrà sempre ripreso per mano, insomma, hai capito? Ma questo mi spiegavano i tecnici che li riparano, anche se è un camper nuovo da 100.000 euro, non è quello, ti becchi la sfiga di avere il puntino o l'umidità nel punto giusto e ti marcisci anche il camper da 100.000 euro. Quindi il mio obiettivo è avere un camper senza più le pareti in legno, no? C'è l'Itineo, l'FB650, che è quello che continua a sbavare e che agli interni, ragazzo, che sembra la camera di mia nonna, osceni bruttissimi, con tutto il rispetto per le persone anziane, ma proprio da vecchi, anni 70, robe incredibili. Stupendi invece i Challenger, i nuovi Challenger, indescrivibili, cioè ne ho trovati addirittura più di un modello che mi piacerebbe, incredibile. Io sono molto, come si dice, schizzignoso, no? Quindi trovo moltissimi difetti nei camper, e di quelli veramente ho trovati addirittura più modelli che mi andrebbero da Dio, no? Però hanno le pareti in legno, quindi bocciati tutti quanti, fino a quando la Challenger non si inventerà di fare le pareti in altri materiali, ma fino a quel momento io adesso non ho neanche il camper ideale, capisci? Cioè sì, l'Itineo FB650 come disposizione, anche misure e tutto quanto, però i colori, ragazzi, sai che sono importanti. Io questo camper alla fine l'ho scelto per i colori, disposizione, colori e il discorso del bombolone, perché effettivamente in questi anni mi sta facendo risparmiare il disastro di soldi, quello devo dirlo. Sì, beh, poi tieni conto che in quello nuovo dovrò pagarmi il riscaldamento, sarà a gasolio, quindi anche lì montare altre 2 batterie e servizi, cioè oltre, cioè averne tipo 4, 3 o 4, io adesso ne ho 2, faccio tutto di lusso.
Però lì sarà diverso, cioè tipo un webasto, no? Adesso hanno tutte la Truma Combi 6 si chiama mi pare, però consuma corrente anche, perché comunque deve far girare il riscaldamento in tutte le canaline, no? Cosa che la mia non fa, o meglio, è opzionale. Io 2 volte ho fatto andare l'aria nelle canaline, una volta perché c'era un topolino dentro e una volta per provare, insomma, così, ma non ha senso, insomma, cioè su 5 metri di camper la mia stufa scalda da Dio, quindi mi sento un po' incompleto, no? Senza il frigo, anche perché, insomma, cioè, ho scelto io di vivere con il meno possibile, non vuol dire con poco, assolutamente, attenzione, con il meno possibile, però appunto quel meno possibile che ho mi togliete ancora roba, cioè, e che resto male dopo, no? Capito?